Amici dell'Edicola di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport Italo Bonini di Cinquefrondi, dove trasmetteremo la 16ª giornata di campionato. La pallavolo Jolly Cinquefrondi affronterà Volley Bisignano, quinta in classifica con 26 punti, la Jolly prima in classifica con 15 vittorie su 15, di cui solo una vinta per 3-2. Qui con me come sempre Renato Gallo. Buonasera, salve alla regia Annalisa Gallo, al commento e telecamera Gabriele Bonini. Ai saluti le due squadre. Il primo arbitro Giorla Antonella, il secondo arbitro Bersampieri Francesco. Sotto rete le due squadre mentre suona l'inno della Jolly al palazzetto. Jolly oltre che in campionato ha anche punteggio pieno in Coppa Calabria, ha passato i gironi con 3 vittorie su 3 e ha effettuato la prima gara dei quarti di finale contro Corigliano a Corigliano, ha vinto per 3-1 e giorno 5 febbraio ci sarà gara 2 dei quarti di Coppa Calabria qui al Palaponini di Cinquefrondi. Squadre in campo: Jolly che si schiera con qualche variazione nel 6 iniziale, Pugliatti, Orlando e Spanò, poi nella linea di dietro Varamo, Remo e Barreca. Vedremo se Puntorieri inizierà al posto di Barreca. Sì, il libero Puntorieri, probabilmente doppio libero per la Jolly con Santa Croce per la difesa. Renato, vuoi dire la formazione del Bisignano? Li sto cercando, ora me ne manca uno, partirà al servizio Bisignano con il numero 10 Grosso, mi mancava Grosso, quindi abbiamo Ferraro, Salvatore, Esposito, il setter, Amodio, Grosso, Cosentino e Caputo. Il centrale al servizio, centrale del Bisignano, pallone flottante sul Remo, Pugliatti sceglie e trova l'attacco centrale di Peppe Orlando per la Jolly. Peppe Orlando che torna in posizione di centrale dopo averlo visto nella scorsa partita, nella parte iniziale come posto 4. In mancanza dell'influenzato Varamo che oggi è tornato. Pallone di Spanò sul libero, poi duello aereo vinto dal Bisignano, pallone che torna nel campo della Jolly ed è uno pari. Poca forza di Giacomino Varamo. Servizio Bisignano. Esposito il palleggiatore. +1 quindi. Pallone flottante Remo. verso Remo. Pugliatti ancora verso Peppe Orlando che mette a segno. C'è stato anche il tocco del muro del Bisignano ma non è bastato. 2-1. Jolly in vantaggio. Varamo al servizio. Pronto Varamo a fondo campo, pallone flottante per lui, sempre in posto 1, pallone che torna nel campo della Jolly, ricostruisce la Jolly, attacca con Remo, Esposito, muro della Jolly con Pugliatti, ancora attacco, attacca con Remo, 4, Ferraro al lato del muro questo pallone
vincente, 2 pari. Bisignano al servizio. Sempre pallone flottante, sempre sul remo. Pugliatti ha cercato un pallone all'indietro verso Peppe Orlando, ma il giocatore proveniente da Cetraro non ha centrato il pallone, anzi è andato in controtempo. 2-3, passa in vantaggio la formazione ospite. Servizio con il numero 30, Puntorieri riceve benissimo, Pugliatti cerca e trova stavolta Peppe Orlando alle sue spalle ed è di nuovo parità tra le due squadre. 3 punti su 3 della Jolly messi a segno da Peppe, ricercatissimo, ed è proprio lui ad andare al servizio. Pallone flottante tesissimo per lui. Alza Esposito in bagger verso posto 4, riceve Orlando, poi attacca Remo, tocca il muro del Bisignano che sfila sulla rete e poi va a finire fuori. 4-3, passa di nuovo in vantaggio la Jolly che torna al servizio con Peppe Orlando. Pallone ancora teso, stavolta tenuto bene in gioco e attaccato alla grande da posto 2 da parte del numero 3 Ferraro, il capitano, ed è 4 pari il punteggio. A servizio Cosentino. Cosentino out, il suo servizio troppo lungo ed è quindi 5-4, nuovo vantaggio per la Jolly 5 Fronti. Sì, cambio, rientra il libero, il numero 6 De Marco e Pugliatti al servizio. Quindi +1 per la Jolly 5 Fronti. Ricevuto bene questo pallone, attaccato alla grande, ancora una volta non riesce a difendere questo pallone Alex Santa Croce ed è di nuovo parità, 5 pari, 5 come il numero di chi va a battere Esposito. Il capitano numero 3. Oh, pallone che viene ricevuto male da Puntorieri, torna nel campo del Bisignano, in centrale se non mi sbaglio, mette a terra, basta appoggiare ed è nuovo vantaggio per il Bisignano. Servizio ancora della formazione ospite, sempre su Puntorieri, preso di mira. Pugliatti verso Spanò, l'invasione di Spanò, sì, mentre schiacciava, ha toccato la rete. Palla era troppo vicino alla rete, Gabriele. Sì, non precisa questa alzata di Pugliatti. 5-7, ancora il numero 3 al servizio. Ricevuto da Varamo, attaccato da Remo, che non si fa fregare e sfodera un attacco dei suoi. Ha tirato fuori il Remo, Gabriele. Sì, ha tirato una palettata. 6-7. Ed è Remo al servizio. Salta con la spin fortissima, la recupera Esposito. Santa Croce la tiene in gioco, Varamo, colpo leggero. Sì, non ha spinto Varamo. Muro della Jolly, c'è la copertura. Attacco da posto 4 del Bisignano. Per Varamo Remo. dalla parte opposta, ma era... Nastro. Nastro per Varamo. Pallone troppo arretrato per lui. Non poteva fare meglio Remo, che era in bagger, ha alzato questo pallone. Amodio Luca Antonio al servizio.
6-8. Sono 3 gli Amodio, allenatore Renato Amodio, Luca Antonio e Attilio. Si ferma sotto rete, sotto banda. Forse troppo frettoloso Amodio in questa situazione. Batte subito appena l'arbitro fischia. Ed è 7-8 per il Bisignano. Jolly al servizio con Barreca. Pallone in campo, flottante in lascia campo. sfilare Caputo e non ci arriva De Marco. Sì, pallone insidioso, Caputo legge male. Pallone che va a finire quasi all'incrocio delle linee. Ace quindi per Barreca. 8 pari. Ancora Barreca per la Jolly. Sempre sul libero. De Marco. Muro della Jolly con Caputo. Spanò Mura. C'è stata anche la deviazione di uno dei giocatori del Bisignano. E passa nuovamente in vantaggio la Jolly. Ancora Barreca. Sempre su De Marco. Di nuovo Caputo. Stavolta è in campo. Mette a segno Caputo. C'è anche un giocatore dell'Empoli, Renato, che si chiama Caputo. In Serie A di calcio. E un'ora fa ha fatto anche doppietta, quindi. Grosso al servizio, il centrale. Sul remo. Pugliatti cerca e trova, Spanò. Una copertura non perfetta della Jolly. Pallone che cade in un punto in cui non c'era nessuno. Sì, erano in 2. In 3. C'era Pugliatti e Libero, vabbè, a parte Spanò che era Raul. Sì, Spanò. È giusto. Sì. Ora Raul mi viene. Di nuovo in vantaggio Bisignano al Pallabonini di 5 pronti. Sempre Grosso al servizio. È Out stavolta. Spreca tutto. Sì, una palla molto tesa. Volata via. Ed è quindi parità di nuovo. Spanò per la Jolly. Ricevuto non al meglio questo pallone. Remo. Poi Pugliatti sceglie Varamo, attacca fortissimo Giacomino. Ha preso fiducia. Sì, si è coordinato benissimo e l'alzata di Pugliatti è stata molto bella. Dopo qualche giorno di influenza per Giacomino. Ha saltato la partita di sabato scorso. Di nuovo in vantaggio quindi la Jolly. A servizio ancora Spanò, stavolta si coordina male. E pallone che va a finire sulla rete, di nuovo parità. Esposito al servizio. Si piegano le mani di Giacomo. Murato. Qui l'attacco di Varamo. E quindi Bisignano che passa ancora avanti di 1. Servizio Bisignano. Sbaglia la ricezione Fabio Remo. Ed è break per il Bisignano. Su Varamo che non riceve al meglio. Poi in bagger Remo. Varamo Sfrutta le mani del muro. si ripaga del capitano subito. Ferraro. È proprio Varamo ad andare al servizio per la Jolly. Pallone Caputo. teso. Esposito
Grande pallone verso lasciano sfilare posto 4. Muro che finisce fuori. Una grande alzata, Renato, soprattutto una grande schiacciata da posto 4, se non mi sbaglio del numero 30 Caputo, sì. ed è di nuovo break Bisignano. Caputo al servizio, out, lasciano sfilare i giocatori della Jolly, fanno bene, è Jolly che può respirare accorciando le distanze e si prepara al servizio. Peppe Orlando, De Marco. Pallone che in aria resta fermo, traiettoria molto insidiosa, non riesce a tenere in gioco il pallone libero del Bisignano. De Marco, ed è quindi 14 pari. Orlando ancora al servizio, sempre su De Marco, chiamato in causa il numero 9 del Bisignano. Quarto tocco, si ferma sul nastro. Sì, Amodio che spara questo pallone sul nastro e c'è il 15° punto della Jolly 5 Pronti, ancora con Orlando al servizio, sempre sul ancora a De Marco. testa, sì. Alzata per Amodio, Muro a 3, ma recupera e alza pure bene. Ci prova ad arrivare su questo pallone Marco Pugliatti, non ce la fa. Una Jolly che dopo il muro a 3 si è trovato un po' scomposta, infatti poi è un'ottima alzata del Bisignano su quel recupero. Gabriele ha servito la banda del Bisignano, non so se era il numero 12, chi era dall'altra parte? non lo so, non sto guardando il numero. Pugliatti sistema questo pallone, però poi l'alzata era è fuori troppo tempo di Barreca. Sì, e passa nuovamente in vantaggio Bisignano. Palazzetto che si sta riempiendo piano piano. Cosentino al servizio. Pallone a campanile che va out. Tanto la Jolly si sta muovendo per rinforzare le fila. Di sicuro nella prossima partita ci sarà un nuovo inserto presente qui ed al è palazzetto. sicuro questo qui, ricordatevi che è sicuro. Pugliatti intanto al servizio, ricevuto molto bene, tocca mani. il muro della Jolly con Spanò. (16-17) il punteggio. Bisignano al servizio con il numero 3 Ferraro nel suo posto ed il suo capitano. Pallone teso su Puntorieri che riceve bene Pugliatti verso Anselmo Barreca, ma c'è la copertura del Bisignano, poi spara out Amodio. 17 pari. Ottima la risposta del Jolly che adesso va al servizio con Fabio Remo. Spin per lui, tenuta bene di Caputo, il capitano. Fortissima questa risposta schiacciata dall'altra parte di Remo. Ottima la giocata del Bisignano, tiene Santa Croce, poi Varamo costretto alla free ball in Bagher. Amodio, tocca del muro. Sì, dal posto 4 tocca il muro della Jolly, poi il pallone che schizza via. 17-18, abbiamo visto una grande azione da parte di tutte e due le squadre, Renato. Sì. Di nuovo in vantaggio quindi Bisignano che va al servizio con il suo numero 9 Amodio. Su Puntorieri bene, alzata all'indietro verso Spanò, lenta bene.
Caputo, c'è la copertura Buffo. dopo il muro. Andiamo. Ancora Caputo, altro muro di Barreca. Alzata Doppia. all'indietro di Esposito. Sì, sta esprimendo un bel gioco il Bisignano. Doppia, Con tanti recuperi. doppia del suo alzatore E intanto il Esposito, primo 18 time pari, out chiamato da Bisignano. dal Bisignano sul 18 pari. Vuole aggiustare qualcosa coach Amodio? Abbiamo l'immagine con la giornata di oggi. Jolly che sta affrontando Bisignano, Corigliano sarà contro Belvedere, poi Scuola Volley Paola contro Volo Virtus Lamezia, Cetraro contro Pallavolo Rossano, Roccella contro Pallavolo Milani, Lamezia Volley contro Polisportiva Montalto e poi Diamante Sports contro Crotone. 18 pari, tornano in campo le due squadre. Barreca al Barreca. servizio. Lunghissima. Out. Spreca l'occasione di passare Sì. nuovamente in vantaggio la Jolly. Passa quindi in vantaggio Bisignano che adesso ha il servizio Con con Grosso. Grosso, sì. Il centrale del Bisignano. Pallone su Varamo. Varamo. Si propone all'attacco. Forte. C'è stato Orlando come può. Orlando non si è coordinato bene. Tocca il muro della Jolly. Sì. Puntorieri non allunga le mani. Ed è quindi il 20° punto per Bisignano. Time out. Time out. Dopo 2 punti del Bisignano. Chiama time out coach Tomasello. E fa bene, dato che è l'ennesimo break di questo set per il Bisignano. Tomasello che sta parlando con i suoi giocatori, sta correggendo le fasi che non vanno. Fischia il secondo arbitro per Sampieri. Squadre che possono rientrare in campo. Pallone del Bisignano. Ancora il servizio con Grosso. Su Varamo che riceve bene un brutto pallone alzato per Spanò, ma poi sistemato. Varamo tocca il muro del Bisignano, c'è anche la copertura. Esposito la alza bene per Caputo. Remo all'indietro in bagger verso Varamo. Tuffo di Amodio. Ancora E l'alzata Esposito. in bagger. Ma è quanto tocco. Muro della Jolly. Cioè, non so se c'è stato muro, Gabriele. 19-20, accorcia le distanze la Jolly Cinque Fronti. Altra grande azione tra le due squadre. Alti ritmi in questo set. Spanò per la Jolly. Ricevuto bene. Amodio, Sacco spinta la centrale. palla. Santa Croce si allunga e poi Varamo sistema questo pallone. Free ball. Ancora attacco centrale, ma non attaccato al meglio. C'è un'invasione del muro della Jolly. Peccato perché la Jolly aveva recuperato una grande azione. Un grande pallone. 19-21 quindi per il Bisignano. Chiama formazione Remo, che è il capitano della partita. Tutto ok. P4 per la Jolly. (19-21) Su Varamo. Pugliatti per Giacomino Varamo che tira Fortissima, purtroppo sarà out.
Peccato perché aveva trovato un'ottima diagonale stretta. Sì, si era ben coordinato. Di solito Varamo fa uso del muro avversario, invece stiamo vedendo che quest'oggi vuole mettere più palloni a terra. Varamo ancora riceve, attacco centrale di Peppe Orlando. Sì, era da un pezzo che non veniva servito più centrale, Gabriele. Sì, dopo i primi 3 punti di fila del Jolly al centro. Tanto c'è un cambio, esce Pugliatti, entra il secondo alzatore Laurendi. 20-22 al Pallabonini di 5 fronti, Laurendi al posto di Pugliatti. Giacomo Varamo al servizio su Caputo e lunga. Out. Sì, leggono bene i giocatori della Jolly. Ferraro manda il pallone out, carica troppo ed è 21-22. C'è un altro time out, Gabriele. Eh sì, siamo nei punti finali del set, quindi gli allenatori sprecano al meglio le opportunità di pause che possono avere. Sta diventando tattica questo set. Pronte a rientrare in campo le due squadre. Fischia adesso il secondo arbitro. 21-22. Varamo al servizio per la Jolly. Su Caputo e dall'altra parte per Ferraro Out che tira di ancora. nuovo out. Come prima Ferraro spara questo pallone via. Sì, cercava probabilmente il muro perché è partito un missile dritto Terraria. in terraria. 22 pari quindi di Ma aggancio della Jolly. il muro scomposto della Jolly aperto, ha dato un varco Ancora Varamo. sempre su Caputo. Sì, E Caputo questa volta viene servito. bella lanciata. C'è la difesa del giovane Alessandro. Di nuovo ci riprovano dall'altra parte. Varamo doppia Laurendi. Doppia di Laurendi. E lì costa il cambio nuovamente. Rientra Pugliatti ed esce Laurendi. Sì, non ci voleva questa doppia. 22-23, di nuovo in vantaggio Bisignano al servizio con Caputo. Caputo, pallone flottante, out. Caccia le mani all'ultimo secondo Simone Puntorieri, legge bene, pallone troppo lungo, 23 pari. Cambio per la Jolly, esce Barreca ed entra Antonio Melara, un 5 frondese per un altro 5 frondese. Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Out il suo servizio. Peccato per la Jolly perché questa con Orlando al servizio era una rotazione in cui Bisignano soffriva parecchio. È il primo set point a disposizione del Bisignano. Con un cambio esce il numero 12 Cosentino e entra il terzo degli Amodio Attilio. 34? Sì. Numero 34 quindi al servizio Amodio. Molto corta, rimanda dall'altra parte per la free ball a disposizione e intanto ora un muro ancora costruzione ed è set per il Bisignano. 23-25, un set lottatissimo tra le due squadre. L'ultima azione si è chiusa con una brutta ricezione di Varamo che ha regalato
un'ottima possibilità al Bisignano di chiudere il set. Non lo fa la prima volta, ma lo fa la seconda. E quindi 1-0 Bisignano al Pallabonini di Cinquefrondi. Ci risentiamo tra pochissimo. Si ricomincia al secondo set. Varamo al servizio, formazione per il Bisignano, cambio, esce il centrale, rientra il libero De Marco. Rimangono invariate le due formazioni. Jolly che parte con dietro Varamo al servizio, poi puntorieri Spanò. Tesa questa palla su Caputo, Caputo servito, tocco del muro, Remo. La copertura. A chi dall'altra parte non c'era nessuno, Remo era sotto rete. Muro solitario. Muro di Orlando Furioso che trova un buco al solitario, centro. Sì. Peppe Orlando non si fa fregare da questo pallonetto. E poi Bisignano non pronto alla risposta. 1-0 per la Jolly come nello scorso set. È in campo, sì. Questa palla sembrava, anche a me era sembrata partire per il fondo campo, invece è scesa all'improvviso. Dichiara le sue colpe il libero. Anche l'allenatore, se non mi sbaglio, gliel'ha chiamata out. Sì, ma sembrava una palla destinata out. 2-0, Varamo ancora, stavolta la prende il libero. Schiacciata vincente ancora, sì, del numero 30 Caputo. Sinora il più pericoloso nella formazione del Bisignano. Quindi accorcia la formazione ospite. 2-1. Al servizio Grosso, il centrale.
Pallone Puntorieri. tesissimo. Oh, mamma mia, Peppe Orlando, coordinato alla grande. Sembrava stesse volando Renato. Peppe Orlando fa un gran punto. 3-1. Salutiamo il papà Renato di Peppe Orlando. Sì, la Che ci mamma segue è sempre. la zia da Roma, Sì, ricorda sì, che c'è anche. sempre la zia da Roma. È proprio Orlando ad andare in servizio per la Jolly. Stavolta il In campo. pallone in campo ancora. Lascia sfilare Bisignano per la seconda volta Sì, in questo Caputo, set. Orlando prende proprio Terza l'angolino. 4-1. Preso di mira quella zona del campo Sì. di Bisignano. Ora fanno buona guardia a quell'angolo. Eccolo. Caputo, Muro, sì. fortissima questa fortissima. schiacciata. Esatto. C'era Pugliatti a muro, però ovviamente il pallone era fortissimo. Mani non erano ben disposte, Gabriele. Piano di Mani rimbalzo. 4-2. Tanto- In bagger Remo. Pugliatti. Bene De Marco, bella alzata in bagher a fondo campo. Caputo tiene in gioco Varamo. Pugliatti stavolta sceglieremo. Tocca il muro. L'alzata del centrale Cosentino. Caputo. Poi Non ce tocca la il fa muro della Pugliatti Jolly. in autocopertura. Eh sì, era complicata perché ancora il pallone era troppo veloce in discesa. 4-3. Servizio di Esposito. Attacco centrale di Melara, fortissimo. Remo, Attacca è out. Out, sì. Vero Renato, non l'avevo notato. L'unico cambio nella Jolly è Melara al posto di Barreca. Io sono coperto dall'arbitro, ora lo vedo. 4 pari. Melara che nella scorsa partita è stato protagonista, uno dei protagonisti. Palla corta, Pugliatti, Remo. cerca il pallonetto. Sì, Esposito l'alza Per il sopra capitano di è lui, out. Si è lasciato prendere dalla velocità, dalla voglia di mettere a terra il pallone senza muro. 5-4 e infatti l'allenatore se la prende proprio con lui, se non mi sbaglio. Out. Ancora Chiamata parità. anche dalla panchina. Caputo al servizio. Pallone flottante Remo. su Remo, poi Pugliatti. E Remo ed è muro Mamma mia. di Amodio. Monster block per Bisignano. Jolly che ha tentato l'attacco con Remo. Era ben composto il muro del Bisignano. Sì, molto troppo prevedibile però l'attacco della Jolly. 5-6. Ancora Caputo. Continua a dare problemi alla Jolly Caputo. Sul Remo Pugliatti che alza sistema con un una pugno. mano. Con il pugno, sì. Poi l'attacco di Melara. Grande eccolo. muro. Grande muro. Monster block della Jolly. Prima il monster block del Bisignano. Adesso il monster block della Jolly. 6 pari. Remo al servizio. Molto forte, Fortissima. tiene bene Caputo. E ci arriva Esposito in bagger Esposito rovesciato. va su tutte le Però free palle. ball. Attacca, sparò, ma il pallone è out. Ancora Sì, vantaggio. ha cercato la falangetta del muro ma non l'ha trovata. Deve andare a scuola di manicure Raul. Cosentino al servizio. Varamo. Raul di nuovo. Stavolta la piazza bene. Non smanaccia più. La piazza questa palla.
e fa bene. Punto del pareggio per la Jolly. Jolly che va al servizio con il centrale Antonio Melara, classe 2003. Sul libero Esposito verso posto 4. Bravo Orlando nella lettura, il muro, e poi la doppia di Esposito che fa passare in vantaggio la Jolly 5 Frondi. Sì, si è mossa la rete nella azione precedente, Gabriele, prima della doppia. Ancora Melara, pallone teso, sempre sul libero. Esposito stavolta sceglie posto 4, tocca il muro della Jolly e la tiene in gioco anche Remo. Varamo in bagger rovesciato. Varamo cerca free ball dall'altra parte per il numero 3. Ci mette una mano Pugliatti, ma c'era appostato Remo e sì, gliela toglie. Era dietro di lui, ovviamente Remo non la chiama, oppure l'ha chiamata, però Pugliatti era già piazzato lì. Sì, era già piazzato lì e quindi Ferraro al servizio, il capitano, 8 pari. Pallone teso, poi Puntorieri l'alza come può. Buona questa alzata. È buona anche l'attacco, tocca il muro della Jolly ma non abbastanza per tenere in gioco il pallone. Nono punto Bisignano. Sì, stanno facendo male Amodio e Caputo alla Jolly. Sono i più con pericolosi, la complicità di Esposito. Sì. In cabina di regia Esposito, Pugliatti, Varamo spreca tutto e colpisce male il pallone che sfila sulla rete. Si fa sentire la settimana di blocco, di influenza. Time out chiamato da coach Tomasello. 8-10. Vediamo Tomasello parla con Varamo, evidentemente sta correggendo il suo gesto tecnico precedente. Ora si rivolge verso tutta la squadra. Break Bisignano. Rientrano in campo le due squadre. Ferraro al servizio. È in campo. È in campo, però l'arbitro chiama out. A me è sembrato sulla linea. Possiamo vedere anche il replay offerto dalla regia di Annalisa Gallo. Vediamo. Sì. Riga? In campo, sì. 9-10 Jolly. Spano al servizio. Tesa su Amodio. E Amodio che sfrutta sfrutta le mani del muro. Attacca molto bene. Il muro non può fare nulla. Block out. Non ci poteva nemmeno arrivare Santa Croce. 9-11. Amodio al servizio. Tesa su Varamo, non al meglio. Pugliatti Alza. costretto al bagger. Varamo fortissima alla schiacciata. Ed è mani out. No, è in campo. Il muro finisce in campo. Si tuffa Amodio Luca Antonio. Non riesce a tenere in gioco il pallone Amodio, quindi altro block della Jolly. 10-11. Varamo al servizio. Sul libero Esposito l'alza dietro di lui, smanaccia il numero 3 Ferraro. Sì, il capitano finora non è stato incisivo. Esatto, come lo scorso set, Renato. Come lo scorso set, smanaccia, carica fortissimo il pallone completamente. Ma c'è Caputo e Amodio che danno problemi. Ecco Caputo chiamato in causa. Murato Caputo. No,
Ho fischiato. Quale doppia? Doppia. Il pallone era passato, Bisignano l'aveva recuperato perché l'arbitro ha fischiato però una doppia. A chi? Ma doppia che non c'era sinceramente, perché poi è stata presa con il piede il pallone, quindi era Se impossibile avete il fare. replay, riguardate voi che potete Chiama time out coach per vedere qual è la Amadio. doppia. Così che ha chiamato doppia. Sì, però poi l'arbitro ha fatto il gesto dell'invasione. Dell'invasione? Il secondo arbitro ha fatto il gesto dell'invasione. Vabbè, ma il primo ha chiamato doppia, che si decidono. Sì, vabbè. Bah, vabbè. Dopo i misteri. Sta di fatto che secondo me doveva far continuare l'azione, perché il La palla Bisignano era aveva passata. recuperato addirittura il pallone. Sì. 12-11, rientrano in campo le due squadre. Varamo al servizio. Su Caputo, Caputo riceve, si propone. Autocopertura di Pugliatti. Remo Aldo Spanò. tenta il pallonetto, ma c'è il capitano. Oh, pallone prolunga. allungato da Esposito. Sì. È stato bravissimo. Ha fatto una grandissima giocata Esposito con il pugno. Tutta la Jolly era proiettata in avanti. Con il pugno allunga il pallone Esposito. Non ci può arrivare nessun giocatore della Jolly ed è 12 pari. Tutta questa preparazione del numero 10 Grosso per poi buttare il pallone sulla rete. Sì, un grosso errore. 13-12 per i padroni di casa. Orlando al servizio. Pallone teso. Su Amadio. tenuto bene. Attenzione al centrale che tenta un pallonetto, la pipe di Ecco, Varamo Out. ed è out. Pugliazzi la vuole sempre provare la pipe, Renato. Non c'è una partita in cui non la tenta. Però la Jolly non riesce a sfruttare le pipe. Molte vanno out e altre vanno prese. Attacco fortissimo centrale di Melara. Murato. Remo attacca, bravissimo Remo. Un gran punto della Jolly, 5 frondi. Abbiamo visto tutti gesti bellissimi in questa azione. Remo Junior e qui sugli spalti c'è anche Remo Senior. Inizia con una grande schiacciata centrale di Melara l'azione che viene Murato. Poi Puntorieri ha alzato in bugger rovesciato e Remo ha sfruttato l'occasione. 14-13, tocca il muro della Dai. Jolly. Poi Pugliatti non riesce ad alzare il pallone e di nuovo parità tra le due squadre. A servizio l'uomo più pericoloso Caputo. del Bisignano. Ricevuto bene da Varamo, alzata all'indietro verso Remo. Aveva visto questo buco Remo. Tocca il muro della Jolly, c'è la copertura. Puntorieri poi È attacca. out, peccato. Out di pochissimo. Proprio di pochissimo. Questo attacco. E passa di nuovo in vantaggio la formazione ospite. Non c'è un attimo di tregua tra le due squadre, Renato. Ancora Caputo. Teso su Varamo. Pugliatti sceglie, trova Raul. no. Attacca benissimo il posto 4 della Jolly. Di nuovo parità tra le due squadre. Ottima costruzione della Jolly. Ottimo il gesto tecnico di Raul Spanò. Fabio Remo. Non la forza.
Non è una spin, ma una flottante tesa, tesissima, che esce ancora una volta di poco. 15-16. Servizio Bisignano con il numero 12 Cosentino. Pallone a campanile su Varamo. Pugliatti, alzata di dietro, che stavolta ha murato. Monster block, Renato. Amodio. Monster block. Sì. La coppia 15-17. Amodio Grosso. Ancora Cosentino per Bisignano. Out. Sì, lascia sfilare Puntorieri. Ancora una volta Puntorieri. Bravo a leggere il pallone del servizio del Bisignano. Se in o out. 16-17. Melara al servizio per la Jolly. Su De Marco sul libero. Amodio, questa volta è il muro. Oh, Remo. piccola incompressione. Non si sa chi alza, alzo io, alzo tu. Oh, era out. Varamo. Giacomino. Attacca, Varamo. Tocca il muro del Bisignano, ma non abbastanza. Pallone che quindi si insacca. Di nuovo a parità. Grida coach Amodio verso Caputo. Melara, pallone teso, Caputo. in difficoltà Caputo. Alzata. Esposito. Costruzione Jolly verso posto 4 con Varamo, attacca ma è out. Sì, spreca tutto Varamo, questa palla era out. Peccato. Ha cercato una palla esterna al muro. Sì, troppo lunga, non è riuscito a chiudere. È uscita anche questa di poco, Gabriele. Sì. Ferraro invece Out. esce di molto. ...18 pari, a punto le due squadre al Pallaponini di 5 fronti. Raul Spanò al servizio. Out anche questa. Poco incisivo nelle battute Raul. Amodio. Luca Antonio. E out anche questa. 4 errori consecutivi al servizio, se non mi sbaglio. O 3. 19 pari. Varamo al servizio, c'è un cambio. Esce Pugliatti come nel primo set. Ed Entra Laurendi. È più alto Laurendi di Pugliatti. Evidentemente forse Tomasello vuole anche alzare il muro, oltre a cambiare alzatore. Sì. Varamo. Esposito. Cerca ancora Caputo che viene murato. Ed è il primo muro sul Caputo, se non mi sbaglio. Un mega monster block. Hai chiamato il muro, Gabriele. Mega monster block della Jolly. Passa di nuovo in vantaggio il 5 pronti, 20-19. Varamo ancora. Sempre su Caputo. Stavolta parte Amodio, muro. Altro muro e si fa sentire il pubblico del Pallaponini dopo 2 muri consecutivi della Jolly 5 fronti. 21-19. Primo break del set per la Jolly. E chiama time out coach Amodio. Ecco inquadrata la squadra del Bisignano, avanti 1-0 di set, sotto 21-19 in questo set.
Rientrano in campo le due squadre. De Marco che carica i suoi. (21-19). Giacomo Varamo ancora al servizio. Su Caputo. Stavolta riceve Caputo bene. di nuovo viene. Sì. Questa volta non perdona. Già. Ovviamente perfetta l'alzata di Esposito, che ancora non ha sbagliato un'alzata, Renato. 21-20. Cambio nel Bisignano. Esce Grosso e rientra Amodio Attilio al servizio. Abbiamo visto anche nel primo set questo cambio con 2 Amodio in campo e uno che allena. I fischi del Palabonini. Remo, Pugliatti, poi di nuovo Remo, mette a diagonale terra. stretta. Rice singolare di Fabio Remo, riceve e attacca lo schiacciatore della Jolly. 22-20, si chiude il cambio per il Rientra Bisignano. Grosso per lasciare di nuovo il posto a De Marco, il libero. Beppe Orlando, teso il suo servizio. Esposito sempre verso Caputo, viene murato, stavolta c'è la copertura di De Marco, l'alzata all'indietro, Sempre out il capitano. sì, 23-20. Non trova il campo. Ferraro. Si arrabbia con se stesso, scuote la testa, non ci crede neanche lui che sta mandando ogni pallone out. E infatti Esposito sta gestendo il pallone sempre verso Caputo. Sì. Caputo è in gran giornata. Varamo ancora. Eccolo, Caputo, questa piega le dita. Remo. Copre Remo. Alzata Raul era all'indietro. dietro, si tuffa Amodio. Caputo di nuovo richiamato, ma c'è il muro. Copertura. Oh. Caputo a pallonetto, alza il più possibile Raul Spanò, poi Remo attacca. Si coordina di nuovo come qualche attacco fa su un'alzata da fondo campo. Difficile, Gabriele, questo tiro. 24-20. Primo set point per la squadra di casa, non la casa di squadra, perché cambiando l'ordine dei fattori, dice il mio regista. Orlando, Oh, una brutta ricezione, oppa, quello c'è aereo, poi un'invasione. Esposito alza il pallone, De Marco, Caputo. pallone ancora recuperato, De Marco in free ball, ricostruzione Jolly, Per Remo che tenta il pallonetto, Esposito autocopertura. tocca ancora. Caputo, Autocopertura del palleggiatore. Pugliatti, ancora Questa volta Remo. Remo chiude questo set sulle mani dell'alzatore Esposito. Carichissima la Jolly in questo finale di set. 25-20 il secondo parziale. Un super Remo nel finale. Stiamo vedendo una bella partita, Gabriele. Sì, ci mancavano queste partite, Renato. Un Bisignano davvero competitivo, non merita di certo la posizione che ha in campionato, vedendo questa squadra. Quindi Renato, primo set chiuso 25-23 Bisignano, secondo set 25-20. Il primo set 23-25 Gabriele, il secondo set 25-20. Stiamo vedendo intanto la classifica del girone di Serie C. Abbiamo la Jolly prima con 44 punti, quasi a punteggio pieno, Renato, perché ha perso solo una partita 3-2. Poi sotto la Jolly Diamante con 38 punti,
ha vinto una partita 3-0. Sembrava. Terza, bel volley con 36, quarta Corigliano 33, quinta Bisignano a 26 punti, sesta Polisportiva Montalto a 23, settima New Tech Pallavolo Milani a 23, poi Amaro Bizantino Rossano ottava con 23 punti, segue la Volo Virtus Lamezia a 17, la Volley Roccella a 16, Crotone undicesimo con 13 punti, Cetraro dodicesimo a 9, poi Lamezia Volley a 7 punti, tredicesima, 14esimo Scuola Volley Paola a 7 punti. Quindi Jolly che trova la risposta dopo il primo set perso. Abbiamo visto grandi giocate anche nel secondo set, con un palazzetto caldissimo in questo secondo set, Renato. Squadre che rientrano in campo. 1-1 di set. Jolly in campo con Melara e non con Barreca come nel secondo set, perché nel primo ha giocato Barreca. Poi il resto è il solito 6. Mentre il tabellone non segna l'uno pari. Parte il Bisignano al servizio in questo set. Remo. Però è passata. Non so come ha fatto Giacomino. Attenzione al solito Caputo. Ed è... muro di Pugliatti. 1-0 per la Jolly Cinquefrondi. Dopo il controtempo di Peppe Orlando e il recupero di Varamo, Jolly che mura. I set, si devono aggiornare i set sul tabellone. Ecco, ora è arrivata la notizia. 1-0 il punteggio, 1-1 di set. Tutto a posto, tutto bene, ok, si può andare avanti, forza che ci raffreddiamo. Attimo di pausa. Giacomo Varamo al servizio. Pallone corto. Uomo Dio, primo tempo. Remo non era preparato. Il capitano Tacco Murato. Remo. Remo Renato, Remo. Colpito 2 volte Capitan Ferraro. Scatenatissimo Fabio Remo nella Jolly. Colpisce forte questo pallone regalato del Bisignano e mette a segno il 2-0. Giacomo Varamo al servizio. Ancora pallone Su teso. Uomo Dio. Pallone, duello aereo. Varamo Ultima. copre. E quindi free ball per Bisignano che può costruire. Ecco, Caputo, lo fa con Murato. Caputo. Altro monster block della Jolly Cinquefrondi. Sempre coppia Peppe Orlando con Pugliatti. Ed è 3-0 per la Jolly Cinquefrondi. Varamo ancora. Sempre Su Caputo. tesa. Dietro per Capitan Ferraro che non è assolutamente in giornata. Ormai sfiduciato. Continua a sbagliare Ferraro. Non mi torna il... L'ho sbagliato io. 4-0.
4-0. Time out chiesto da coach Amodio, il coach del Bisignano. Bisignano sotto pressione con il servizio di Giacomo Varamo per la Jolly. Rientrano in campo le due squadre. Ancora Varamo per la Jolly. Sempre servizio teso. Dai, mi è sembrata. Non ha toccato la linea? No. Pallone al lato della linea. Questi palloni stanno uscendo sempre di pochissimo, Renato. Servizio Bisignano con Esposito in zona di conflitto tra Varamo e Puntuarieri. Remo Attenzione. fortissimo. Remo, Ma c'era già arrabbiatissimo. l'invasione? Ferma Ma- la palla Raul, ma conviene non toccarla, farla cadere sempre a terra, non si sa mai. Ma comunque Remo ha fatto un altro dei suoi gesti tecnici incredibili. Che attacco ha fatto Renato? Ha scaricato un carico di uguale elettrodomestico, Renato. Vabbè, no, sono giovani, dai. 5-1. Su Amodio si prepara Ferraro. Spanò copre. Varamo il Oh! bagger verso Remo, sistema anche questo Non pallone. riesce anche a non fare invasione, ma c'è Caputo dall'altra parte. Spanò No, pallone che torna. non nel riesce a campo trattenere, rimanda dall'altra parte. Muro di Pugliatti, sì. di Pugliatti su Ferraro. Remo Oh, copre Orlando. Spanò. Pugliatti poi indietro verso Spanò, sì. Amodio Caputo. Corto l'attacco di Caputo. Pugliatti. Remo Oh. colpisce il setter Esposito. E ancora una volta Renato, ottime le costruzioni della Jolly. 6-1 e la chiude sempre con il suo capitano Remo. Ancora Orlando per la Jolly. Pallone teso. Sempre su Amodio, primo Sì, tempo. Riceve bene. Copre Pugliatti. Lunga. Free ball Bisignano. Questa volta va a punto, penso sia il primo punto di Ferraro di Sì, tutta sì, uno... la partita, sì. sfrutta le Può mani del darsi- muro. Può darsi sia il primo, sì. Ha sfruttato le mani del muro. Quindi block out. 6-2. Caputo al servizio per il Bisignano. Baramo non Non riceve al meglio, copre poi Spanò ed è free ball per il Bisignano. Esposito per sceglie il Amodio. capitano. Caputo fa Copre. buona. Caputo. Spanò. Spanò va Attacca buona ancora guardia. Remo ed è mani out. Sempre Fabio Remo per la Jolly. Incontenibile. 7-2. Pugliatti al servizio. È lunghissima. Wow. Ma L'ha tentata. Lanzatore della Jolly. Voleva effettuare un servizio abbastanza teso che potesse calpestare la linea di fondo. 7-3. Servizio Bisignano con Cosentino. Riceve Conflitto. Puntorieri, si lancia Varamo ed è altra free ball per il Bisignano. Esposito all'indietro verso il suo capitano. Pugliatti. Remo ancora, tocca il muro. Pipe poi tenuta da Puntorieri.
Attacca Bravo. stavolta Spanò. C'è il muro del Bisignano, ma non è abbastanza. Sfrutta le mani Raul Spanò. Ed è 8-3 per la formazione di casa. La costruzione un po' confusa, è stata poi chiusa per fortuna. Fabio Remo al servizio per la Jolly. Spin per lui. Oh. Molto tesa, buona il Su suo Caputo Amodio non Sbaglia riesce, ancora, sbaglia ancora. sbaglia, Amodio non riesce a chiudere questa ottima alzata in recupero di Esposito, il solito Esposito. Gabriele. 9-3. Remo ancora. Sempre forte, stavolta tocca il Il nastro. nastro aiuta, Fortissimo. ha preso le misure Ferraro. Vabbè, il muro della Jolly qua era un po' in controtempo, quindi Ferraro poteva sfruttare l'attacco al meglio e l'ha fatto. 9-4 ed è proprio Ferraro al servizio per il Bisignano. Pallone a campanile verso Varamo. Pugliatti sceglie proprio Varamo E trova l'angolino alle spalle di Esposito. Bravo, bravo Giacomo. Ha guardato ovviamente prima. Sì, ha visto di che era molto attaccare. arretrato il capitano, non faceva buona guardia e con un pallonetto scavalca il setter del Bisignano. 10-4 Melara. Su De Marco, Amodio, anche lui tenta il pallonetto, Costretto ad alzare Raul. il Remo. in tuffo Caputo, Tocca il muro murato della di Jolly. nuovo Amodio, si riprova di là il capitano con fortissimo, ma fa buona guardia Remo e c'è invasione, no, è invasione di... No, Varamo. Varamo? Sì. Quando ha schiacciato Varamo si stava portando giù la rete. Ah, sembrava invasione opposta. In effetti Varamo aveva chiamato l'invasione avversaria, però a me sinceramente è sembrato. Ma se avete il replay, Sì, ma Amodio, mentre Luca schiacciava. Antonio al servizio sul Remo, Varamo questa volta incazzato, Luca, Grandissimo gesto atletico di Giacomino, Giacomo Varamo. il giovane 17enne o 16enne regista, 17. Giacomo 17. 17, 11-5. cresciuto qui nelle file della Serie B, ha fatto diverse stagioni come riserva a Spanò. Una sola come riserva l'anno scorso, dopo parecchi anni in rappresentativa calabrese. Varamo, un anno di riserva nella Serie B lo scorso anno per 2 anni Varamo. fa non c'era con noi? No, 2 Giacomo, anni fa no. sicuro? Tu sei certo? Sì. Ci informeremo. 11-6. Puntorieri riceve non al meglio questo pallone che era abbastanza teso. Pallone che torna nel campo della Jolly e Orlando non si fa pregare. Sì, si dice, ma coordina al non meglio. ci credo, Si coordina al meglio. non ci voleva credere Sbuca Orlando su questa free ball sprecata. il pavimento del Pallabonini. 12-6. Giacomo Varama al servizio su De Marco, Pallonetto. Caputo ha tentato un pallonetto, Remo murato, si riprova dalla pipe di Amodio dove Santa fa buona Croce. guardia Santa Croce, Raul, No, Raul frega tutto. Peccato. lontano da rete. Ho detto no per Raul, ma perché c'è stato un ottimo recupero di Santa Croce ed è un peccato sprecarlo. 12-7. +1 per Bisignano. Esposito al servizio. Pallone No, in campo. Si sposta Varamo. Dietro Varamo c'era Raul Spanò. Però purtroppo il pallone era in campo. 12-8. Esposito ancora per Bisignano a caccia dei punti
per il recupero. Mamma mia. Come può Remo, copertura della Jolly, Pugliatti sceglie ancora una volta Remo, c'è il muro, copre Caputo, Esposito. Amodio Murato. Muro. No, il capitano Ferraro Murato. Ferraro Murato, tra l'altro Ferraro mentre scendeva dalla schiacciata colpisce di nuovo il pallone dopo il tocco del muro ed è 13-8 il punteggio. Orlando al servizio per la Jolly. Pallone teso su De Marco. Ferraro di nuovo. Muro Jolly, Il c'è la muro copertura di timido Cosentino. della Jolly. Di nuovo ci riprova Ferraro ed è in campo, non c'è nessuno dietro. E se prima era timido il muro, adesso cos'era, Renato? Scomposto il muro della Jolly in questa occasione. 13-9. Ancora Bisignano al servizio con Caputo. Varamo riceve come può. Mamma Il mia. Mager Pugliatti, una brutta alzata, ma c'è la copertura di Varamo. Opla. Poi Pugliatti rimanda il pallone di là. La schiacciata del capitano Ferraro. Esposito, stavolta sposta il pallone. Forse era quarto tocco probabilmente, ma non si sono... Esposito Non ha stavolta protestato la ha Jolly. scelto, sì, infatti, ha scelto Amodio che schiaccia forte. 13-10 il punteggio. Sono 3 i punti consecutivi Del Bisignano. del Bisignano. Sì, con Caputo al servizio. Varamo Oh! non riceve bene, allunga il pallone, poi Pugliatti. Ricostruzione Bisignano. La difende Spanò, doppia di Pugliatti. 13-11. Stanno sprecando tanto, stanno soffrendo su questa E infatti battuta di Caputo. infatti chiama time out coach Tomasello e fa bene. Sul 13-11. Da 13-8 siamo passati a 13-11. Si ricomincia con Caputo al servizio, C'è controllo controllo formazione per la Jolly. Si può ricominciare. Sì, Ancora Caputo che sta Tenterà. mettendo in difficoltà la Giacomo Jolly. Varamo. Questa volta viene Remo, primo tempo di Melara. Malara. Bravo Melara nella scelta di tempo, allunga il pallone. Nella zona del campo del Bisignano, sguarnita. Nessuno, sì. E quindi interrompe la serie positiva del Bisignano. 14-11. Pugliatti Pugliatti più 1. su Caputo Fortissima la schiacciata. e c'è invasione del numero 3. Sì. Tra l'altro Ferraro aveva effettuato un'altra grande schiacciata, Renato, dopo tutti quegli errori. Cosentino al servizio. Stavo pensando che Bisignano gioca poco sul centro Di nuovo Melara. e invece gioca sul centro la Jolly. Io non mi trovo più con i punteggi. 15-12. Ancora Melara, 2 punti consecutivi per lui. Bisignano che non gioca quasi mai al centro.
Remo con la sua spin. Tocca ancora una volta il nastro. E Amodio sfrutta le mani del muro con una bomba. 13esimo anzi, punto del Bisignano al servizio con il numero 3 Ferraro. Tra i fischi del Pallapanini. Varamo, alza il pallone. Come può poi Pugliatti. Pallone recuperato da Esposito. Pallone che era caduto a terra, ma l'arbitro non fischia. Continua a giocare la Jolly, ovviamente. Attacca. Spanò. Pallone era in. Il pallone chiamato out. Si alza in piedi tutto il palazzetto. Rivediamo l'attacco. Era out probabilmente, sì. L'attacco era sì. out il pallone. L'attacco sì. Ma stanno protestando per la palla che è recuperata a terra. Non possiamo avere il replay ovviamente, perché il replay è solamente dell'ultima azione. 15-14, pallone teso. Sempre su Varamo che non riceve bene e permette ora la free ball al Bisignano per l'agguanto, ma c'è Olla. Pallone accompagnato di Pugliatti. 15 pari. Riaggancio del Bisignano. E quindi di nuovo punto a punto le due squadre. Momento di crisi per la Jolly. Ferraro al servizio per il Bisignano. Pallone su Varamo. Varamo. Tacca. Amodio tira out. Si dispera Esposito perché aveva effettuato una buona alzata. 16-15. Antonio Melara al servizio. Palleggia Melara. Pallone. Piega le mani a De Marco. Quindi ace per Antonio Melara. 17-15. Break Jolly. Di nuovo pallone teso, questa volta sì. Caputo intercetta Amodio, cerca il pallonetto. Copre Varamo. Pugliatti sceglie e trova Raul. Spanò. Amodio. Muro della Jolly con Orlando. Copertura, di nuovo Amodio tenta una palla spinta. Guarda questo pallone dove è passato, Renato. È passato tra il muro della Jolly, in quel piccolo buco che c'era, e cade in mezzo a 4 giocatori. Sì, mentre Pugliatti stava recuperando per andare sotto rete. Amodio al servizio. 17-16. Su Remo. Stacca forte Orlando. Out. Pallone out. Questa no. C'è stato il tocco. La palla si è impennata. Eh sì. Evidentemente per l'arbitro ha toccato il nastro. No, ma il nastro doveva fare molto, doveva muoversi molto di più quella rete. 17 pari. Remo un po' in difficoltà in questa ricezione. Varamo tenuta bene questa schiacciata. Caputo questa volta tenta Murato il pallonetto, ma fa guardia l'Orlando furioso. 18-17, cambio per la Jolly. Esce il numero 6 Raul Spanò ed entra il numero 3 Raffaele Zangari. Esce il 2002, entra il 2003. Raffaele Zangari prova la spin. Fortunato qui. Caputo si coordina. Tocca il muro della Jolly. Pugliatti verso Varamo. Tocca anche il muro del Bisignano. Questa volta questa la vede l'arbitro. La vede l'arbitro questa volta. 19-17, altro break della Jolly. Partita che si è accesa ancora di più.
Ancora Zangari al servizio, vedremo se tenterà di nuovo la spin. Sì, la tenta. Stavolta però il pallone rimbalza sul nastro ed è di nuovo -1 del Bisignano. Con Grosso Al servizio, invece no. c'è il cambio, entra Amodio Attilio, già visto negli altri 2 set, ed esce Grosso. - 19-18. Amodio al servizio. Pallone Mamma teso, sì. Riesce a Mamma sistemare mia. Pugliatti in bagger. Poi Spanò non riesce ad attaccare. Prima si è chiuso il cambio con Spanò che rientra ed è uscito Zangari. 19 pari. Di nuovo parità tra le due squadre. Ancora Amodio al servizio. Sempre corto, sempre in quella zona. Remo, Pugliatti come può. Poi Varamo trova il pallonetto. Ferraro, Spanò riceve. Pugliatti ancora verso Varamo. Tocca il muro del Non- Bisignano. non chiude Varamo, attenzione a Out. Out Peccato. il muro di Orlando. E passa quindi in vantaggio Bisignano. Per la prima volta in questo set, se non mi sbaglio. Ebbene sì, Sul 19-20. Ancora Amodio per il terzo Sì. servizio. è una battuta Consecutiva. corta, molto corta questa volta. Ha esagerato qui Amodio. Ha tentato una ulteriore corta Ed è di nuovo parità tra le due squadre. e di nuovo, come negli altri 2 set, Sì. Esce cambio di Pugliatti. alzatore nella Jolly. Esce Pugliatti ed entra Laurendi. Sempre in questa situazione Tomasello. Varamo per la Jolly. Pallone sul libero. Esposito sceglie e trova la grandissima schiacciata del numero 30 del Bisignano, Caputo, che è tornato quello di prima. Si chiude il cambio, quindi rientra Pugliatti ed esce Laurendi in +1. Il Bisignano al servizio con Esposito, a campanile anche lui. Varamo, Remo Fortissima in campo, la schiacciata. una bella diagonale. Fortissima la schiacciata del capitano Remo Che va a cercare l'angolino e trova la parità. di posto 5. Si prepara Orlando al servizio per la Jolly. Out. Out, sì. Forse aveva pure calpestato la linea in questa occasione. Orlando. Sta di fatto che il pallone era out. Giocatori sotto al seggiolone dell'arbitro. Il capitano Ferraro evidentemente Caputo. voleva proprio dire quello. Caputo al servizio su Remo. Melara Oh, ed è in murato. campo questo muro. E Jolly Peccato. che era troppo schiacciata la Jolly in avanti. Sì, Bastato un tocco semplice del muro. anche se Melara aveva tirato con forza, ma c'era 21-23. il muro. Attenzione a questa rotazione del Bisignano. Remo, Pugliatti, ancora Remo, forte però sul muro che mette a terra ed è 21-24 incredibilmente per il Bisignano. Al set point Bisignano.
3 set point disponibili e chiama time out coach Tomasello, non lo poteva sprecare al meglio. Tanto vi ricordo di passare dalla nostra pagina Facebook Edicole di Pinuccio, la nostra pagina Instagram e il nostro sito www.edicoledipinuccio.it e iscrivetevi al nostro canale YouTube. (21-24) per il Bisignano. Rientrano in campo le due squadre dopo il time out chiesto da coach Tomasello. Dai. Set vinto dal Bisignano 25-21 dopo questo ace. Colpo di fortuna, fattore C. Pallone che si ferma sul nastro e cade nel campo della Jolly. 2-1 di set quindi al Pallabonini per la formazione ospite. Tutto da rifare per la Jolly Cinquefrondi, che era in vantaggio di non mi ricordo quanti punti, perché Renato tiene il conteggio dei punti. Spreca tutto la Jolly in questo set, si fa rimontare e perde 25-21. Ci risentiamo tra pochissimo. In diretta dal Pallabonini di Cinquefrondi. Bisignano avanti per 2-1 di set. Primo set vinto dal Bisignano 25-23. Secondo set vinto dalla Jolly 25-20 se non mi sbaglio. Terzo set vinto dal Bisignano 25-21. Fischia adesso l'arbitro. Squadre che possono rientrare in campo. Un palazzetto sempre più caldo. Una Jolly che fino ad adesso ha vinto solo una partita per 3-2, tutto il resto le ha vinte per 3-0 e 3-1. Bisignano carico da questo set vinto. Esposito parla con l'arbitro sotto al seggiolone. Non ci sono cambi nelle due squadre perché rimane Melara al posto di Barreca nella Jolly. E per il Bisignano solito 6 con Cosentino, De Marco, Grosso, Esposito, Ferraro e Caputo e Amodio. Doppia. Sì, doppia dopo una brutta ricezione e quindi per l'ennesima volta passa in vantaggio per prima la Jolly, che come 2 set fa
parte con Varamo al servizio. Sbaglia ancora la ricezione Caputo, che poi attacca, la tiene Futorieri, attacca poi Remo dall'altra parte, muro solitario di Esposito, mani out ed è 2-0 per la Jolly. Quindi ancora Varamo per la Jolly 5 Frondi. Sempre tesa su De Marco. Esposito sceglie e trova Caputo. Pallone out dopo il tocco del muro. Stavolta finisce qui la serie di Varamo. 2-1. Bisignano parte al servizio con il numero 10 Grosso. Pallone tesissimo, lo tiene in gioco Remo. Pugliatti sceglie proprio Remo, c'è la copertura di Caputo, attacca poi ancora il capitano, il numero 3 Ferraro, sbaglia per l'ennesima volta l'attacco. 3-1. Non in serata Capitan Ferraro. E infatti appena attaccato si è girato subito, sfogandosi, gridando con tutta la rabbia. Orlando al servizio su De Marco, che tiene bene. Pallonetto Caputo. di Caputo, Out. mani out di Remo. Eh sì, Esposito non è riuscito a chiudere bene e quindi pallone out. 4-1, sì, era Esposito al muro. Al muro? Sì. Beh, non è che può fare tutto. Sta facendo delle alzate pregevoli. Orlando al servizio per la Jolly. Sotto rete. Sbaglia. Il suo secondo errore in questa partita. E quindi di nuovo 2 le lunghezze di distanza tra le due squadre. Esposito. Varamo che non riceve bene. Remo d'altra parte risponde bene De Marco ed è mani out questa volta di Capitan Ferraro. Eh sì, stavolta Ferraro vede che c'è un muro della Jolly abbastanza compatto e allora attacca forte. E ottiene il punto. 4-3. Esposito al servizio. Pugliatti sceglie e trova Remo. Pallone in. Pallone in, sì. Niente può fare De Marco. Ha visto quello spiraglio libero Remo ed è bravo a chiudere con una diagonale. Di nuovo avanti di 2 la Jolly 5 Frondi, però sotto di un set. Pugliatti al servizio. Su Caputo, su Amodio, primo tempo. Attacco centrale, stranamente. Riesce con la falangetta. Stranamente attacco centrale Renato. È uno dei pochi, brevemente, cioè si vede raramente un attacco centrale del Bisignano. Caputo al servizio. 5-4. Pugliatti. Raul viene Caputo. Bravo Amodio, Murato. Block di Melara. Monster block Jolly. 6-4. Ma abbiamo visto una buona risposta di Caputo, Renato, nel Bisignano. Remo al servizio. Fortissimo. Caputo. Sì, e risponde ancora bene Caputo. Ferraro Murato. Ferraro Murato, poi c'era Cosentino in copertura, ma il pallone era troppo forte. Caputo era corso in copertura Canappiere. Sì, ma l'ha presa Cosentino. 7-4, era Cosentino. Caputo era dietro. Ancora Remo. Spin stavolta non, su Amodio. Non forte. Prova il recupero Remo, non ce la fa.
Si lancia, 7-5. si tuffa Remo. Cosentino al servizio per Bisignano. Pallone teso, non al meglio Varamo, poi puntoriere in Bagher, Varamo attacca forte, tocca il muro del Bisignano, però dietro Cosentino non riesce a tenere in gioco il pallone ed è quindi 8° punto per la Jolly. Melara al servizio. Pallone sul libero, Esposito sceglie, Amodio tira prova. dritto. Era un missile, Renato. Sì. Non riesce a chiudere il polso e la palla prende una traiettoria dritta. 9-5. Melara al servizio. Su Caputo. Amodio dalla parte opposta. Bravo. Non ce la fa Pugliatti su questo pallonetto. Bravo in questa occasione Amodio. Sì, Scavalca il muro in scavalcato il muro vedendo maniera leggera. l'assenza della copertura alle spalle. 9-6. Capitan Ferraro al servizio. Oh, controtempo come nello scorso set Orlando. E la doppia di Esposito. Spreca ancora una volta l'occasione il Bisignano, come lo scorso set con la free ball offerta dalla Jolly, con il mancato attacco di Orlando e la copertura di Varamo. 10-6. Raul Spano al servizio. Questa volta era in campo. Pallone lungo, sì. Caputo l'ha presa. Buona l'alzata, la fortissimo. coordinazione di Amodio. Amodio. L'alzata di Capitan Ferraro che dall'angolino di posto 1 Si è coordinato davvero scodella bene. una palla ad Amodio. Si è coordinato davvero bene e l'alzata in Bagher era ottima. Sì. 10-7 ed è proprio Amodio ad andare al Tanto servizio. Gabriele, c'è un cambio nelle file della Jolly. È entrato Anselmo Barreca Ed è al uscito posto per di Orlando. Melara. Ah no, Orlando? Sì. Orlando Out. L'attacco di Varamo. 10-8. Sì, Barreca è uscito al posto di Orlando. di Orlando. Servizio di Amodio. Out però. Pallone troppo lungo. Di nuovo a +3 la Jolly. 11-8. Giacomo Varano al servizio. Caputo a mani out. Ottima costruzione Bisignano. Bravo Esposito a scodellare da quella parte il Sì, ha pallone. dei punti fissi che sono Caputo E Amodio. Amodio che sta sfruttando. 11-9. Grosso Al al servizio. servizio. Sotto Sbaglia. rete. Ha tentato una jump float molto tesa. E pallone che finisce sulla rete. 12-9. Anselmo Barreca al servizio per la Jolly. Esposito, lanza Caputo, verso Muro. Caputo. Murato. È in campo. È in. Non ci crede Caputo. E Amodio. Se la ride Caputo. Lasciano sfilare i due del Bisignano.
lascia sfilare Amodio. Caputo era... Vabbè, la poteva prendere pure lui. Ma Amodio era proprio lì. Era la sua. 13-9 del grande primo tempo, pallone. Ma è quarto tocco. Sì. Troppo frettoloso qua il Bisignano. Ha tentato una giocata al centro, Esposito. Beh, Renato, però time out. Il centro del Bisignano non c'è, come ho detto prima. Vabbè, però la puoi provare, ma solamente in casi di estrema necessità. 14-9 è il punteggio. Time out chiesto da coach Amodio. Inquadrata la squadra ospite, avanti 2-1 di set, sotto 14-9 in questo set. Fischia l'arbitro. E squadre che tornano in campo. Pronta la Jolly con Barreca al servizio. Amodio e Caputo. Mani out. Ottimo Caputo, sempre ricercato da Esposito. 10° punto Bisignano. Quindi 10 chi batte, 14 chi riceve. Tipica azione, riceve Amodio, attacca Caputo. Esposito al servizio. Puntorieri la riceve al meglio. Remo, tocco del muro. Palla che cade in campo. Sì, De Marco non poteva buttarsi, non ci sarebbe arrivato lo stesso. 15-10, era da un po' che non si vedeva Remo nella Jolly, Renato. +1 in entrambe le squadre. Pugliatti per la Jolly al servizio. Amodio non riceve al meglio. Primo tempo e fa invasione. Pallone accompagnato, anzi. Chiamato pallone accompagnato dall'arbitro. Va a spiegarsi il capitano Ferraro. (16-10) il punteggio. Non ci sta il coach Amodio, che si siede in panchina. La battuta della Jolly. Caputo. Tiene buona guardia. bene Santa Croce. Ancora Caputo chiamato in causa. C'è il muro della Jolly e c'è anche un'invasione del muro della Jolly. Pallone che era stato recuperato. 16-10. Peccato. No, 16-11. Caputo al servizio e la Jolly deve stare attenta a questa rotazione del Bisignano. I fischi del Palabonini proprio su Caputo. Pallone teso. La sistema Pugliatti. No. C'è l'invasione. Sì. 16-12. Time out chiesto da Jolly. Sì, da Tomasello. Va bene Renato, perché questa è la rotazione pericolosa del Bisignano con Caputo al servizio. Rientrano in campo le due squadre. 16-12 dopo il time out chiesto da Tomasello. Caputo al servizio.
Pallone teso su Varamo, l'alzata all'indietro di Pugliatti, tiene in gioco Caputo, Esposito, in bagger rovesciato, pallone che torna nel capo della Jolly, sprecato, altra free ball, attacco centrale di Melara, c'è Esposito a coprire, la rilancia di là Bisignano, poi l'attacco forte di Remo, la parata di Esposito che le stava davvero prendendo tutte, non ne ha lisciata una, e poi pallone che è andato fuori nell'altro campo. 17-12 il punteggio. Remo Spin per lui su De Marco per Capitan Ferraro. Remo in bagger, Spano Raul, rilancio dall'altra parte, Capitan Ferraro murato, messa la mano ci sotto, mette la mano, questa ci mette c'è. la mano. No, c'è, inutile gridare. C'è. Inutile gridare. Questo è un muro di Melara. Solitario Melara. Mette a terra. 17-12. 18-12. Secondo arbitro a colloquio con il primo. Comunque la palla era stata recuperata. Proteste del pubblico della Jolly. Invasione? Ah no, perché ha fatto quel gesto là? Time out chiesto dal Bisignano. Adesso il gesto dell'invasione è diventato anche il gesto del time out, Renato, non lo sapevo. Ma il time out di solito si fa con con le due mani. Invece l'arbitro ha fatto il gesto dell'invasione, non so perché. 18-12. Quindi il punteggio antiritmi per questa partita. Remo al servizio per la Jolly dopo il time out chiesto da coach Amodio. De Marco con la forza. Amodio tenta il pallonetto e di nuovo beffato dal muro. Spanò Tenta un pallonetto. Spanò a muro, legge bene. Raul, il piccolo Raul. Classe 2002, anche lui. 19-12. Forte di petto per Spanò. Muro della Jolly. Devia il pallone, ma Varamo non è riuscito a tenerlo in gioco. 19-13. Era Remo. Riescono con uno stop di petto di Caputo. Esposito comunque riesce a servire il proprio compagno. Cosentino al servizio, Out. pallone troppo lungo. Lento anche questo dalla ricezione della Jolly. 20-13 il punteggio, si scalda sempre di più il palazzetto. Melara al servizio per la Jolly. I suoi soliti palleggi. De Marco riceve Su Capitano. Sì, tiene bene Pugliatti. Alza dall'altra parte per Raul che non È costretto sfrutta. al bagger. Di nuovo Capitano tira Out. dritto. Out anche questa. È incredibile. Difficilmente riesce a trovare il punto il capitano del Bisignano. Giornata negativa. Giornata no, è inutile stare. Deve tranquillizzarsi e andare avanti. Lunga questa di Melara. Sì. (21-14). Capitan Ferraro ora al servizio.
Era lunga La anche prende, questa. la prendere. Giacomino si tuffa il libero, una doppia. Muro della Jolly, si addormenta qua la difesa del Bisignano. Sì, c'erano tutti, erano tutti lì intorno. Eppure il pallone non era nemmeno velocissimo. E vabbè, perché ognuno pensava va a lui. Vado io, vai tu, non va nessuno dei due. 22-14. C'è un cambio, esce Raul Spanò, rientra Raffaele Zangari, Zangari. sì. Di nuovo al servizio. Sì, la sua spin viene sfruttata da mister Tomasello. Ma è lunga. Deve perfezionare la sua battuta. Raffaele Zangari, che Rientra adesso Spanò. esce, sì. E si chiude il cambio. Amodio al servizio. Quindi rientra Spanò ed esce Zangari. Si asciuga il campo dalla parte della Jolly. Io chiedevo lumi perché sono coperto dall'arbitro. Non so cosa sia successo, sarà caduta una bottiglia. Acqua, sì, probabilmente. Sì, vedo ora vedo luccichio. Quindi altro lungo stop in attesa che si asciughi quella parte di campo. (22-15) il punteggio. Intanto approfitta Remo, il capitano, per controllare la formazione. Giocatori che ovviamente si tengono in movimento per non perdere il ritmo, per tenersi caldi, più caldi che mai. Braccio teso per l'arbitro. 22-15 il punteggio. Formazione anche dalla parte del Bisignano. Bisignano. Intanto c'è, In pratica abbiamo avuto un time out, Renato. sì, molto più lungo. Più lungo Portati di gli un time out. stracci in campo. (22-15) il punteggio qui al Palabolini 5 Frondi. Bisignano avanti 2-1 di set. Si può iniziare adesso. Amodio al servizio. Pallone Sul teso Remo. in bagger Pugliatti. Oh! Attacca lo stesso Varamo, c'è la copertura di Spanò. Pugliatti sceglie la pipe di Remo. Pallone tenuto in gioco, Caputo Esposito dalla sceglie parte Caputo, opposta, Muro. Murato. De Marco copre. Capitan Stavolta Ferraro dietro. non tiene Spanò. Spanò sull'attacco di Capitan Ferraro. E quindi 16° punto Bisignano. E Ferraro, Renato, ha messo a segno, stranamente. Amodio al servizio di nuovo. Pallone teso su Giacomo Varamo. Varamo, primo tempo di Barreca. De Alza. Marco e bagger. Ancora il capitano Ferraro a mettere a segno. 2 di fila per lui. 22-17. Amodio al servizio ancora per il Bisignano. Pallone ancora teso. Duello aereo vinto da Marco Pugliatti contro a Grosso. Ed è il 23° punto per la Jolly 5 Frondi. Sì, palla che era stata ricevuta male. Giacomo Varamo. 23-17. Flot per Varamo, Lunga. out. Allora, no. 23-18. 19.
La Jolly non deve perdere questi punti preziosi. Non deve fare errori al servizio. Cambio. 18. Cambio nel Bisignano. Sempre il solito cambio al servizio. Esce Grosso ed entra l'altro Amodio. Sì, ha fatto diversi punti Al nel servizio. set precedente. Attilio. Stavolta riceve bene Remo, Guerrieri. Attacca mani Remo. out sulle mani del 24-18. setter. Set point, quindi si chiude il cambio, esce di nuovo Amodio e rientra Grosso che lascia spazio al libero. Numero De 6 De Marco. Marco. Barreca al servizio dalla parte opposta. Nel girone dell'andata, Renato, abbiamo visto anche l'altro libero giocare, che era Barex. Out il servizio della Jolly. Primo set point sprecato, 24-19, ed è +1 per Bisignano al servizio con Esposito. Sì, l'alzatore Varamo. Tiene bene. Remo in Ehi. campo e chiude Remo questo Chiude quarto benissimo. set. Lo chiude benissimo, alla grande, come ha fatto nel secondo set Fabio Remo. Quindi 2-2 di set qui al Palabonini di Cinque Frondi. Primo set, Renato, ripassiamoci i parziali. 23-25, Secondo 25-20, 21-25, 25-19. Ovviamente non si cambia campo. C'è di nuovo il sorteggio. Vicino al segnapunti. Si scambiano due risate. Monetina lanciata. Vedremo se inizierà la Jolly a battere. Gabri, qui sugli spalti si trovano un ex e un futuro. Dimmi chi sono. E ci sono, c'è Remo, fratello di Fabio, ex della Jolly, oggi Sì, ha giocato anche in contro di forze. noi l'anno scorso. Sì, oggi in forze con la Ticano di Palmi che giocherà domani a Catania. E poi c'è anche il prossimo acquisto della Jolly. Anzi, il nuovo acquisto, prossima, È già sicuro. schierato questo già dalla acquisto. prossima È partita. già sicuro questo acquisto. Sì, voci di corridoio me lo davano sicuro al 99%. E la presenza qui è sicuro. Tu che dici? A me l'hanno dato sicuro al 99%. Guarda Renato Tomasello inginocchiato a spiegare ai suoi come affrontare Questi l'ultimo set di 15 questa punti. partita. Saranno di sicuro 15 punti importanti per la Jolly per confermarsi al pieno di vittorie, oppure si decreterà la prima sconfitta stagionale. Ricordiamo che la Jolly è un gruppo molto giovane, Renato, Sì, pieno di ragazzi con l'assenza di provenienti Cimino si è abbassata notevolmente di la media. Cimino e anche di Mercurio, Renato. E vabbè, Mercurio è da un po' che non c'è. Jolly, dicevo, un gruppo molto giovane, molti ragazzi provenienti dal settore giovanile proprio del vivaio della Jolly. Altri hanno vinto campionati regionali e nazionali.
a livello giovanile. Fischia l'arbitro, la coppia arbitrale composta da Giorla, Antonella e il secondo arbitro Bersampieri, Francesco. Primo arbitro proveniente da Petrizzi, secondo arbitro proveniente da Soverato. Quinto set al Palabonini di Cinquefrondi. Mentre si controllano le formazioni, il campo ovviamente non si è cambiato. Batterà la Jolly. E partirà la Jolly con Varamo al servizio, come a ogni set. De Marco, Esposito, Caputo, tocco del muro, c'è Varamo in copertura dietro, Remo, pallonetto, non bravo, c'è nessuno. Bravo, ha fregato il muro del Bisignano, ha aspettato quell'attimo Sì, in più. Capitan Ferrara era molto arretrato. Non è andato. 1-0. Calci di rigore, possiamo dire che De sono Marco questi. di nuovo. Sbaglia la ricezione, stranamente. Pugliatti, la smista Remo. verso Remo ancora una volta. Fortissimo l'attacco di Fabio Remo, 2 punti consecutivi per lui. Non riesce a tenerla Ferraro. Sì, devono sfruttare questa posizione dell'inferiorità del muro con Esposito che lamenta qualche dolorino. Stavolta sbaglia Varamo ed è una novità, Renato. Fermato dal nastro. Sì, la rotazione di Varamo che metteva un po' in difficoltà Bisignano. Grosso al servizio. Comunque è tornato tra i titolari Orlando per la Jolly. Out. 3-1 per la Jolly. Quindi i centrali della Jolly sono Orlando e Melara. Quindi ancora Barreca in panchina. Solito 6 invece per Bisignano. Orlando al servizio per la Jolly. Teso il suo servizio. Sbuccia via questo pallone. Sbaglia la ricezione Caputo ed è 4-1 per la Jolly. De Marco che spiega ai suoi come Primo time out. come affrontare queste ricezioni. Primo time out sì, chiesto da coach Amodio sul 4-1 del quinto set. Squadre di nuovo in campo dopo il time out discrezionale chiesto dalla formazione ospite. 4-1 il punteggio, 2-2 i set. Orlando al servizio. Su Amodio. Ferraro. Out di Ferraro. Out. Non è una novità, è da tutta
la partita. (5-1). Orlando al servizio per la Jolly. Pallone teso. Sbaglia stranamente alla ricezione. Amodio. Che fin qua nelle ricezioni era stato impeccabile. È stato, quello che stavo per dire, è sempre stato perfetto. Ricezione di Amodio, costruzione del setter e attacco di Caputo. Altro time out. Quindi tutti e due i time out sprecati. No, serve anche per farli riposare, Gabriele, perché sì, sono stanno accusando stanchezza. Sì, sono stanchi. Comunque l'arbitro non fa il gesto dell'invasione. Ho notato adesso che quando accompagna il braccio va a formare la T. Quindi sembrava facesse il gesto dell'invasione. Fischia l'arbitro. Squadre di nuovo in campo. Orlando, lunga. sì, stavolta legge bene Amodio. Secondo punto per il Bisignano. 6-2, +1 Bisignano. Esposito al servizio tra i fischi del Pallabonini. Remo, buona. Bravo Remo qui a rilanciare. Pugliatti in addirittura schiaccia. Schiacciata. Caputo. Sì, ha approfittato Caputo del muro singolare di Pugliatti, ma in ogni caso c'è stata anche l'invasione sua. -3 del Bisignano. Al servizio ancora con Esposito. Molto stanco il Bisignano. Ne deve approfittare la Jolly. Varamo riceve bene, Pugliatti. Remo, Morato. Muro, copre Varamo. Di nuovo Remo. È out. Out. È Anche out. questo attacco. 6-4. E stavolta a chiamare il time out è coach Tomasello. Siamo stanchi anche noi, Renato? Io personalmente sì. Squadre di nuovo in campo sul 6-4. Cambio per la Jolly. Esce Melara ed entra Barreca. Su Varamo e Remo. Tocco del muro, no! Ha provato ad alzare il pallone Pugliatti, però è andato troppo delicatamente sul pallone e il pallone poi è schizzato via. A -1, quindi Bisignano che prende carica. Esposito, sempre su Varamo. Pugliatti. Remo, tocco del muro. Out, no, non c'è il tocco del muro. Non c'è il tocco del muro, riaggancia Bisignano. Tutte queste pause hanno fatto bene al Bisignano. 6 pari il punteggio. Sono 5 gli attacchi consecutivi della Jolly andati out. Questa è out. Esposito. Puntorieri la prende. Attacca Remo. Muro della Jolly sul tentativo di pallonetto. Caputo. Puntorieri. Remo. In campo. Stavolta cala
il pallone. Fabio Remo avanti di 1 la Jolly dopo questa lunga serie del Bisignano, serie positiva ovviamente. Pugliatti al servizio, De Marco, Esposito, Caputo e 4 non ravvisato. Santa Croce alza il pallone, Spanò con tutta la rabbia attacca il pallone, poi Caputo, muro ancora della Jolly, Esposito sceglie il capitano, pallone spinto, poi recuperato, attacca Spanò, ancora il capitano Ferraro in campo, sì, 7 pari. Sì, c'era il quarto tocco. Altre proteste. Di certo l'arbitro quest'oggi non sta dando il meglio di sé. Anzi, lo sta dando ma in negativo. Chiede continuità alla sua squadra Tomasello. Ora c'è Caputo al servizio. Attenzione a Caputo al servizio. Varamo, poi Pugliatti. Remo, verso Remo. ma c'è Caputo dietro. Caputo è ovunque. Amodio. C'è la copertura. Sì, di nuovo Remo. Altra copertura della Jolly. Che cos'è no! per la free ball? Pugliatti, erroraccio per lui. E si va al cambio campo, 8-7 per il Bisignano. Pugliatti che ha lanciato questo pallone cercando l'angolino. Cercando di fregare il Bisignano. Bastava tirare leggermente più piano, non ci arrivavano comunque. E qui la Jolly deve cercare di rispondere. Segnapunti distratto. E 8-7 Bisignano. Esatto, adesso è stato cambiato. Si ricomincia con Caputo. Corta su Varamo, attacca Raul. Bene Raul. Bravissimo in questo attacco a scavalcare il muro e a tirare forte il pallone. Riaggancio della Jolly, 8 pari dopo il cambio campo. Al servizio con il suo capitano Fabio Remo. Si fa sentire il pubblico della Jolly. Sulla riga. È in campo. Protesta Bisignano. Sulla riga. Sta fuori. Remo, ace per lui con la sua spin. Possiamo vedere il replay? Non l'ha fatto. C'è, era sulla riga. L'hai fatto? No, mi dice la regia che non l'ha presa, peccato. Io con la telecamera comunque l'ho presa, quindi 9-8 il punteggio dopo l'ace di Remo. Non ci sono state proteste aggravate del Bisignano. Sì. Sanno che potrebbero rischiare il giallo probabilmente. Remo ancora con la sua spin, sempre in quella posizione. Sempre Caputo. È out. Amodio spara fuori, ha cercato la diagonale stretta e pallone completamente out. 10-8 il punteggio. Rientra Santa Croce per la Jolly al posto dei puntorieri in fase di difesa. È da 3 giri che è così. Si tuffa De Marco. Amodio appoggia poi la Zattenbacher di Santa Croce. Jolly, Varamo salta e poi colpisce la spalla di Ferraro, si infuoca il Palabonini. 11-8 il punteggio, tutti ad abbracciare Giacomo Varamo. Zona calda. Ancora Remo per la Jolly, sempre con la sua spin, sempre forte. Ebbene anche pallone che cade nel
campo del Bisignano, tutti ad abbracciare Remo che è ancora a terra. 12-8 il punteggio, tutti in piedi al Pala Bonini dopo questo punto abbastanza fortunato di Fabio Remo, che era stato colpito forte, era rimasto a terra, la sua ricezione è finita nell'altro campo. Bisignano non la prende ed è il 12° punto. Ancora Remo, forte, tenuta bene. Amodio, Esposito su Amodio. tocco del muro, si ricostruisce. Pugliatti verso Varamo, monster block da parte di Ferraro. 12-9 il punteggio. Murato alla grande. Giacomo Varamo, Ricambio, ecco, solito Cosentino per Amodio Attilio. E quindi cambia il servizio, il solito cambia il servizio. Inquadrato, Amodio. È giusto. È giusto. Varamo all'indietro, poi Pugliatti verso Spanò che effettua invasione di piede. Secondo il secondo arbitro. 12-9, calpesta, anzi no, attraversa la linea Spanò. 12-10, è giusto il punteggio. È giusto, è giusto. Amodio ancora al servizio. Puntorieri riceve, Pugliatti sceglie e trova Varamo, pallone preso in copertura e poi fortunato questo colpo, non ho visto di chi, Renato, penso di Amodio. Tocca il nastro e va a finire nel campo della Jolly sotto il seggiolone dell'arbitro. 12-11 il punteggio. Bisignano di nuovo a -1 al Pala Bonini. Sono momenti di alta tensione. Ancora Amodio al servizio su Varamo. Pugliatti sceglie proprio Varamo, murato, e c'è il recupero del Bisignano incredibilmente come 2 set fa. 12 pari. Chiama time out obbligatoriamente mister Tomasello e sono tutti e 4 i time out sono stati chiamati, 2 per parte, sia da coach Amodio sia da coach Tomasello. 12 pari il punteggio. Fischia il secondo arbitro, squadre che possono rientrare in campo. Due a 2, 12-12, perfetta parità tra le due squadre. Ancora Amodio al servizio per il quarto servizio. Pallone sempre lungo, puntorieri, Pugliatti, Varamo, ancora una volta murato, il giovane Varamo, 2 muri consecutivi su di lui, se non sbaglio 3 muri consecutivi su Varamo. E quindi passa incredibilmente il vantaggio. E di là c'è Capitan Ferraro che fa buona guardia. Sì, infatti e Giacomo non riesce a passare. A questo punto Pugliatti dovrebbe smissare da un'altra parte il gioco. E la rotazione. Amodio. Sì, e in campo, questa pipe. L'ho chiamata. Ottima. L'ho chiamata, Ottima. Renato, l'ho chiamata. Ovviamente Remo. Pugliatti è stato bravo di inventare qualcos'altro per poter fregare il Bisignano. Si è inventato la cosa migliore, è stata la pipe perfetta per Fabio Remo. Ed è di nuovo parità tra le due squadre. Anselmo Barreca per la Jolly. Pallone pesantissimo per lui. Ricevuto bene, Esposito. Amodio. Muro della Jolly.
che non può far nulla ed è block out. 13-14, match point Bisignano. Capitan Ferraro al servizio. Renato, è il primo match point che subisce la Jolly in tutto il campionato. Primo match point che subisce. Amodio. Out. Spreca tutto Amodio e si interrompe la striscia positiva. Non era Amodio, Ferraro. Ah, Ferraro, infatti. Ed è Raul Spanò, l'incaricato della Jolly per questa altrettanto palla pesante. Sì, e come sempre detto Masello cambia alzatore quando c'è Spanò al servizio. Per alzare il muro. Laurendi quindi al posto di Pugliatti sul 14 pari. Raul Spanò. Gestito bene da Esposito. Amodio mette un gran pallone, sì, a fondo campo. Ha visto l'angolo sguarnito e ha tirato di precisione, Gabriele. 14-15, secondo match point per Bisignano. Si chiude il cambio, quindi rientra Pugliatti ed esce Laurendi. Altro match con Amodio, Luca Antonio al servizio. Su Remo, Pugliatti. Giacomo Varamo. Stavolta non la forza. Esposito, attenzione. Di Marco. Grandissimo recupero. L'attacco la prende Puntorieri. Pugliatti ancora verso Varamo che si chiude sblocca. e sblocca, sì. 15 pari di nuovo. Una guerra questa partita. È dalle 18 che stiamo giocando. Due ore e 23 minuti di gioco. Varamo. Ricevuto bene. Caputo. Santa Croce. Santa Croce. Remo. Tocco del muro. Ed è anche un altro tocco di Amodio che manda il pallone completamente fuori. 16-15. Primo match point ora per la Jolly, Gabriele. L'incaricato è Varamo. E la costruzione è quella, Gabriele, con Amodio in seconda linea. Pallone teso. È sempre bene. Caputo l'incaricato. Eccolo. E carica bene Renato. Carica bene, tocca il muro di Orlando. Pallone molto forte. Ed è di nuovo parità tra le due squadre. Grosso al servizio. Orlando smanaccia qui. Free ball. Sì. Esposito. Caputo. Out. Spreca tutto, stavolta Caputo. Preso dalla fretta Renato. Di chiudere? Perché, sì, è stato preso dalla fretta proprio perché c'aveva tutto lo spazio. E ha cercato una diagonale stretta. Ha caricato troppo e pallone out. Avanti di nuovo la Jolly, 17-16, si fa sentire il tifo del 5 Frondi. Beppe Orlando al servizio. Su Amodio. Un po' in difficoltà. E ora free ball per la Jolly. Che Varamo. va chiusa. Pugliatti. Con Remo. No, ha murato. C'è anche autocopertura. Amodio e Bagher. Verso Tocco del muro. Caputo. Copre Varamo. Pugliatti. Remo ci riprova. Ancora verso Remo. Tocca. Non è meglio. Spinge. Esposito. Caputo. Tocca il muro. Pugliatti. Ancora Remo. Remo. Si chiude qua. E si chiude. Si chiude qua. Questa infinita partita per 18-16. Sono saltati tutti dalla gioia nella panchina della Jolly, nel pubblico del Palabonini. 18-16. Una guerra infinita
Finalmente Renato abbiamo visto grandissima pallavolo. Grandissima pallavolo, Ci siamo un'ottima, divertiti un ottimo tantissimo. Bisignano. Ci siamo divertiti tantissimo. Complimenti al Bisignano. Ora devo vedere chi intervistare. Ma tutti, vai lì, prendili tutti. Vediamo se riesco a prendere a Tomasello che non lo sentiamo da un po'. Anche del Bisignano se riesci. Sì. O Caputo o l'alzatore. Aspettiamo che finisca il rito della foto. Gabriele, coach Tomasello, eccolo. Prova? Sì, ci sei. Ci siamo, ok. Siamo... La voce, hai perso la voce, visto? Sì, senza voce completamente. Una Jolly che ha avuto abbastanza difficoltà, una squadra completa, quella del Bisignano, ha messo in difficoltà una Jolly che fino ad adesso non aveva mai subito un match point in questa stagione. Come giudichi la prestazione super dei ragazzi? No, ma io sono contento innanzitutto che i ragazzi abbiano risposto in una maniera pazzesca, perché stare sotto 1-0, stare sotto, stare due pari e stare sotto per chiudere il match loro non l'avevamo mai provato, e quindi abbiamo risposto anche a questa prova positivamente. Sono 16 su 16, una Jolly che non vuole fermarsi più. Qual è l'obiettivo di questa squadra? È davvero di vincerle tutte? No, ma l'obiettivo è quello di fare crescere i ragazzi che ci sono, non di vincere tutte le partite sicuramente, ma di vincere quelle che contano. Rischiamo di arrivare fino in fondo che magari perdiamo una partita e siamo fuori, no? No, a parte tutto, quello che voglio che venga trasmesso è il fatto che questi ragazzi ci stanno dando il cuore, l'anima, tutto quello che hanno, e si vede, non mollano niente, magari fanno degli errori un po' pasticcioni, no? Però poi subito si riprendono, quindi è bello vederli giocare per questo motivo, ed è bello gestirli soprattutto per questo motivo. Perfetto, grazie mister. Abbiamo il libero del Bisignano, avevo una volta il libero del Bisignano, non so dove sia, eccolo, ok, ce l'abbiamo. Siamo qui con il libero del Bisignano, un Bisignano che ha messo in difficoltà la prima forza del campionato, la Jolly, davvero completo in tutti i reparti il Bisignano, sia con le alzate di Esposito sia con i tuoi ottimi recuperi. Grazie innanzitutto, e complimenti anche al Cinque Fronti, che è una squadra che sta lavorando bene, in campo è messa bene, il mister sta lavorando in modo eccezionale, assieme dietro c'è una società insomma che è ben organizzata. Noi allo stesso modo ce l'abbiamo messa tutti, quindi abbiamo cercato di contrastarla, eravamo magari c'era qualche assenza al centro, eravamo un pochettino sprovvisti, però abbiamo lottato, i ragazzi sono giovani, quindi bisogna lavorare e andare avanti, guardare avanti, sicuramente il futuro è roseo. Va bene, grazie mille per l'intervista. Noi possiamo chiudere qui l'appuntamento con l'edicola di Pinuccio.
se non mi sbaglio Renato, il 5 febbraio abbiamo la Coppa Calabria. La Coppa Calabria, quindi prossimo ci sentiamo appuntamento. il 5 febbraio, l'appuntamento al 5 febbraio. 5 Grazie febbraio, ancora per aver arrivederci, seguito. da 5 Pronti è tutto, alla prossima, arrivederci.